Allora, plettro o dita? Io vi dico la mia, come ho iniziato. Io ho iniziato a suonare con le dita, perché mio padre era un chitarrista amatoriale, era anche un cantautore, scriveva e ci teneva a noi la nostra formazione. E innanzitutto a 5-6 anni lui iniziò a insegnarci la chitarra, a me e a mio fratello. E quindi io facevo i primi accordi, col pollice così, tranquillamente, facevo, sì, non avevo questa velocità, però insomma, a 5 anni, parliamo di 38 anni fa, ne ho 43, e quindi per i primi anni io andavo col pollice, dopodiché ho iniziato a studiare chitarra classica, perché mio padre mi disse, tu non devi essere come me, non devi essere autodidatta, perché gli autodidatti a un certo punto avranno un limite, mi diceva sempre, anche se poi il mio pensiero si è spostato in un'altra direzione, però mi diceva, se tu vuoi studiare musica, devi studiare, lascia perdere dove arrivi, però devi studiare, almeno impara a leggere la musica, che poi ti servirà, e infatti negli anni mi è servito, io scrivo musica, uso i pentagrammi, leggo, trascrivo, e infatti mi è servito. Mio padre insegnava filosofia, insomma la testa era avanti. Dice, io non voglio che tu fai i miei stessi errori ad orecchie e poi non sai che stai facendo. Cioè, poi ci sono diverse scuole su questo, ma potremo parlarne. E quindi io ho iniziato col pollice, proprio così, semplice, bambino, non bambino, così. Poi a un certo punto, quando ho studiato conservatorio, che venivo un insegnante di chitarra classica, iniziavo a fare i primi arpeggi e quindi usavo le dita, ok? Poi a un certo punto ho iniziato a appassionarmi il rock, quindi avevo 13-14 anni e ho iniziato a usare il plettro. Mi veniva un po' difficile, però ci riuscivo e quindi per anni ho suonato sia classica, l'acustica che elettrica. Ora suono solo classica ed acustica, bene. La elettrica la suono, ma insomma, così. La mano sinistra è sempre quella, ovvio. Poi sono cresciuto con Mark Knopfler e quindi Mark Knopfler usava le dita, quindi mi sono detto, forse è meglio usare le dita. Quindi voi dite, è meglio usare le dita o il plettro? Allora, per un po' di anni bisogna sperimentare. Quindi sperimentiamo un po' con le dita, un po' con le cose. Io faccio vari esercizi ai miei allievi di solito, sia con le dita che col plettro, quelli semplici. Poi vedete quale, cioè alla fine sono le dita e il plettro che vi chiamano, perché uno è più portato per il plettro e uno è più portato per le dita. Poi c'è chi è portato per entrambi. Quindi il mio consiglio è provare un po' con le dita, fare qualche esercizio con le dita e un po' col plettro, anche perché sono tante differenze. Col plettro hai un solo dito a disposizione, però se sei veloce ne puoi usare tanti. Con le dita hai 4 pletti, quindi puoi fare più cose, puoi fare il finger picking, le cose, però ci sono tanti che fanno il flat picking, cioè che usano il plettro come pollice, oppure il medio anulare come supplementare, diciamo, delle dita, quindi fanno questa roba qui. Poi c'è chi si mette il dito, il finger, quello col pollice, ce l'ho da qualche parte, perché per un periodo ho studiato fingerstyle con Pietro Nobile, insomma, ho studiato con grandi maestri, per fortuna, Walter Lupi, Pietro Nobile, tanti classici, insomma, ho studiato parecchio, ho speso parecchio, ho investito parecchio, io lavoravo in banca, un programmatore, ho fatto per 2 anni, poi insomma, ho detto il mio mondo non è questo, però pagavo fior di quattrini per lezione perché amavo troppo quello che facevo. Quindi poi c'è un'altra differenza, il suono, ovviamente il plettro ha un suono un po' più, ha un attacco forte, tin tin tin, l'unghia o il polpastrello ha un attacco un po' più morbido. Dipende da uno cosa vuole, infatti basta sentire un disco di Mark Knopfler e sentite l'attacco sulla chitarra elettrica, perché ovviamente o il plettro o le dita sono, su ogni strumento hanno un timbro, un suono, voglio dire. Io posso usare le dita, le posso usare sulla classica, sull'acustica, sull'elettrica, hanno un suono. Poi posso usare il plettro sulla classica, sull'acustica, hanno tutt'altro suono, quindi abbiamo già 6 tipi di suoni diversi. Dipende da cosa volete e da che genere fate poi. Se fate funky con le dita viene un po' difficile perché non sente quell'attacco che serve. Se fate rock è così, se fate già pop rock o un rock melodico tipo usate le dita, oppure Mark Knopfler, che la sto suonando col petto. Okay. Quindi secondo me è provare un po' tutte e due le strade e poi vedere. Poi ovviamente ci sono i plettri morbidi, duri, durissimi, io lì non ne capisco niente, quindi
so niente, io uso questo morbidissimo, ma giusto per... E niente,